Amici bellini, oggi è un giorno di Champions perché dobbiamo vedere. Gasperini ha detto che dobbiamo che tutti tiferanno per l'Atalanta come se fosse la nazionale. Io rispondo con un meme. Sinceramente, mi sono anche annoiato di ripetere sempre le stesse cose. Non ci potete chiamare terroni per tutta una stagione e poi aspettare. Sì, siamo tutti italiani, evviva l'italiana in Champions. Ma anche no. Quindi va bene. Oltretutto affrontano anche una squadra che a noi sta simpatica, perché quando noi siamo andati a giocare là ci hanno accolto con gli striscioni. Napoli e Parigi sono due città storicamente, culturalmente importanti. Lasciamo perdere questi paragoni, ma parliamo di mercato perché impazzano le notizie di calciomercato che riguardano il Napoli. Tenete sempre presente che tutte queste notizie che a noi ci arrivano, è quasi fatta, cioè, mancano le firme, uguali escono per il Milan, per l'Inter, per la Juve. Tutte le squadre cercano tutti gli stessi giocatori, sono alcuni giocatori che sono in rampa di lancio e quindi ovviamente tutte le squadre più o meno dello stesso livello, quindi Napoli, Inter, Roma, Lazio, possono risultare interessate anche se non lo sono. È il caso di Sergio Reguilon, che noi vediamo sullo sfondo. Purtroppo ovviamente non è che posso mettere proprio il video così, altrimenti vengo accusato di plagio. Però questo è un giocatore che ci impressiona, che ha giocato in prestito nel Siviglia dal Real Madrid. E esce la notizia di mercato che Giuntoli punta al prestito. È difficile che il Real Madrid faccia un secondo anno, un secondo prestito. Com'è possibile che il Real Madrid non riesce a sistemare tutti questi terzini sinistri che ha? La cosa bella che mi affascina è che abbiamo visto Theo Hernandez, che nel Real Madrid è finito fuori rosa, al Milan ha avuto un ottimo impatto. Allora uno può pensare, una riserva del Real Madrid che non sfonda lì può funzionare al Napoli. Devo fare i nomi di Albiol, Callecon e Higuain? Quindi puntare su questi giocatori qua io sono anche d'accordo. Potrebbero farci fare un salto di qualità e potrebbero durarci a lungo se fanno la fine dei madrilisti che abbiamo avuto in squadra. Però io la vedo una trattativa un po' complicata. Il giocatore è giovane, 23 anni, il giocatore è alto 1,80 m, mancino naturale, buona corsa, si propone parecchio, sarebbe uno di quelli che vedete l'anticipo, non sarebbe affatto male, prova anche il dribbling a volte. È tornato indietro. E chi sei, Savini? E chi sei, Siusai? Nel calcio si torna anche indietro quando non c'è la possibilità. Ma tant'è. È interessante, ma ci credo poco. Do basse probabilità per questo tipo di acquisto, ma è vero anche che il Napoli un terzino sinistro lo deve prendere. E non credo più alla pista di Luca Pellegrini, perché probabilmente tornerà alla Juventus e non lo so, se riusciamo a fare affari con la Juve, specialmente dopo la dipartita del buon Sarri, la spia interna, che molti mo stanno facendo questa parodia, no? Che il Sarri apposta l'ha fatti perdere, semplicemente non funzionava il personaggio in quell'ambiente, si è rinnegato e non lo rivoglio perché sono uscite delle notizie. Gattuso, la clausola non si trova, l'accordo. De Laurentiis starebbe pensando. De Laurentiis non starebbe pensando proprio a nulla. De Laurentiis vuole confermare Gattuso. De Laurentiis è uno che non brucia gli allenatori quando funzionano. Devono succedere dei cataclismi, come successe con Donadoni e come è successo con Ancelotti. Ma l'idea di De Laurentiis è di proseguire con Gattuso. Gli sta comprando dei giocatori. È cominciato a gennaio con Demmel Lobotka e poi Osimhen, insomma dei giocatori che Gattuso vuole e gradisce, e quindi non diciamo stupidaggini. Questo fa parte anche del mercato, perché il valzer degli allenatori è fondamentalmente mercato, anche quello, e influenza il mercato. Ma al di là di Reguilon, che noi continuiamo a vedere buone immagini anche a livello difensivo, a volte sbatte, però poi è caparbio. Questo ci piace molto. Quello che onestamente interessa a me è Gabriel. Perché Gabriel ha fisicità, è 1,90, è mancino e potrebbe fare coppia con Maximovic o con Manolas, oltre che con Ramani. C'ha una buona elevazione, colpo di testa, e fa partire anche l'azione. Dagli highlights a me
interessa poco vedere l'intervento difensivo, perché lo stesso Aronica, lo stesso Contini, lo stesso Paolo Cannavaro, che comunque ha fatto un crescendo, li trovi un centinaio di interventi ottimi e quindi dici, ah, questo non lo supera nessuno. A me interessa vedere tecnicamente se è in grado di far partire l'azione dopo che ha fatto l'intervento difensivo, perché è lì che ci serve la qualità a noi. Far partire l'azione dal basso come faceva Albiol. Abbiamo visto che Manolas è negato. Se perdiamo Koulibaly perdiamo tantissimo là davanti. Maximovic sì e no, perché sì e no, questa storia che Maximovic è ottimo con i piedi, secondo me ci dobbiamo un attimo calmare. Non sono d'accordo, ne ha fatte di horror. Quindi se questo qua è bravo ed è mancino che so è merce rara, oltretutto i rapporti con Lille sono ovviamente ottimi, visto che facciamo la spesa lì, è diventato il nuovo Empoli praticamente, e perché no? Su Gabriel sono molto interessato. La signorina non c'entra, ma questa è una roba di... Ma attenzione, c'è un nuovo amico bellino, Lucio D'Amato, che si è iscritto al canale come membro, quindi supporta il canale. Grazie Lucio. Tutti quelli che supportano il canale come amici bellini primo tier, io ho previsto di fare un video di bloopers, delle false partenze, dei video che non posto alla fine definitivi, però li posto per tutti. E poi per gli amici invece che poi supportano col merchandising e con altri tipi di donazione, qua abbiamo il nostro Salvatore Cozzolino, e lì c'è anche il gruppo Telegram dove in queste giornate, che sapete, no? C'è poco da discutere a livello di partite, si discute di calciomercato e di altro, quindi grazie Salvatore. E poi una menzione a tutti coloro che avevano indovinato la formazione, più o meno non era difficile, però volevo dare soddisfazione a Roberto Falco, Andrea Formisano, Antonio Presbitero, Fluchi YouTube e Carai, che hanno indovinato la formazione contro il Barcellona. L'anno prossimo facciamo per bene, voi tenete sempre un occhio al Community Tab perché lo facciamo per bene. Insomma, oltre a questi discorsi della difesa che bisogna tenere presente, perché Koulibaly è più fuori che dentro, almeno anche nei nostri cuori. Poi dobbiamo vedere se arriva all'offerta di un certo livello, visto e considerato che l'ultima stagione non è stata un granché, e dobbiamo pure capirci, no? Ce li danno i soldi che Koulibaly vale, a prescindere, vista la stagione non eccelsa? Se ce li danno, non possiamo restare con Manolas, Maximovic e Ramani solamente. Luperto non lo consideriamo, quindi servirà il quarto. E Gabriel sembra interessante. Sostituire Gulam, si parla di questo Reguilón, vediamo, per me è complicata, ma perché no? Ben vengano i madrilistri che non ce la fanno, perché a noi fanno la differenza, a loro magari no. Ma non si parla della mezzala, io non voglio capire perché non si sta parlando del sostituto di Allen, che è importantissimo ragazzi, perché a centrocampo succede tutto. A me sta pure bene rimanere con i due equilibratori Demmelo Botka, se la possono giocare, possono crescere, però io voglio un dualismo tra Zielinski e Fabian, voglio più minutaggio per Elmas e voglio un Cristiano enorme, uno specializzato, no? Uno che abbia, uno specialista più che altro, che abbia delle caratteristiche ben determinate, che in alcuni tipi di partita ti possa fare la differenza. O grosso interdittore, o uno che di testa le prende tutte, o uno che ha gli inserimenti, perché bisogna riempire l'area se continuiamo col 4-3-3. Insomma, non abbiamo Hamsik, e abbiamo visto che Zielinski e Fabian non sono stati i nuovi Hamsik, quindi ci serve un giocatore che possa avere queste caratteristiche o alcune di queste, in modo tale che in alcune partite dove ti serve lo metti. Non lo leggo, non lo trovo. Si parla di ala destra, si parla di ala sinistra. Corro i transfer market e non vedo rumors sulle mezze ali, e questo mi preoccupa, ma mi dà anche l'impressione che sia meglio, e che vuol dire che si sta lavorando sotto traccia. Si è parlato di Veretout, non sono convinto. Primo, che la Roma dopo un anno già lo ceda, secondo, che sia il giocatore che ci serva. Non sono convinto. Veretout è una specie di doppione di Lobotka, che può giocare centrale o anche mezzala. Sì,
però è un altro ibrido per quanto mi riguarda. Secondo me si può trovare di meglio. Se andate a vedere poi il resto dei rumors, si è parlato di questo Mykolenko, l'ucraino, anche lui terzino sinistro. Non lo conosco, non posso giudicare, non dico cose a caso. Boga, è certo che Boga a rizzo, con Boga a rizzo, ma anche lì si tratta, il Sassuolo è una squadra ricca, non ha bisogno di non è l'Udinese che la puoi prendere per il collo. Il Sassuolo o gli dai i soldi che vuole o se li tiene e continua a fare sempre campionati dignitosi. Poi invece si piega quando sono altre squadre che gli chiedono i giocatori, ma questo è un altro discorso. Poi tra i rumors c'è anche Kulusevski, che mi sembra una follia assoluta, come la Juve compra il miglior giovane e poi lo gira al Napoli, è impossibile. Quindi dovete sempre prendere col granello di sale questi rumors che a volte non significano niente. Lo stesso Faraoni, terzino destro, ma a che ci serve quando abbiamo Malquit da smaltire, rinnovo di Yusai e di Lorenzo? Non credo che il Napoli stia puntando su Faraoni. Probabilmente se Yusai puntava ai piedi, visto che il suo procuratore non vuole tutti i terzini suoi nel Napoli e non c'era spazio per lui con Ancelotti, ok, ma visto che Yusai è stato gradito da Gattuso, non credo che Faraoni sia più un obiettivo. Under Tuven, quello dell'Olympic Marsiglia, sempre per sostituire Callecon, e due giocatori che sono forti. Uno 23 anni, Under ha prospettive di crescita. Taven, non lo so dire, però alla fine ha 27 anni e costa anche un po' di più. Non lo so, si è parlato anche di Vertonghen, non lo so. Insomma, questi sono i rumors. Io mi vado a vedere ovviamente la partita dell'Atalanta, ma da tifoso neutrale, non gufo. Si gufa per altre squadre, siamo onesti. L'Atalanta me la guardo per capire che tipo di impatto può avere una squadra che è super in forma contro una squadra che ha finito di giocare tempo addietro, che però ha la tecnica, ha i giocatori forti, che però molti sono squalificati, infortunati, e la stessa Atalanta ha delle defezioni. Voglio capire l'entusiasmo, come l'Ajax l'anno scorso, dove può portare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ricordate di passare nello store, di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella perché si andrà live, e mi raccomando.